Noi individuiamo alcuni elementi di contesto che vanno attuati immediatamente, alleggerire il carico fiscale e a intervenire sul patto di stabilità, liberare l'economia il più possibile da vincoli. C'è un problema della sanità, c'è il problema delle infrastrutture. Dobbiamo evitare ulteriore sperpero e depauperamento del territorio. Come creare le condizioni nel nostro Veneto di dare spazio ai giovani. Le priorità in maniera a ridurre le tasse e a ridurre il residuo fiscale. Non puoi ridurre le tasse se non tagli la spesa pubblica. Occorre una verifica seria sulla spesa pubblica secondo costi ottimali come propendiamo noi o i costi standard come stabiliti dalla legge sul federalismo fiscale, quindi per gli enti locali hanno bisogno di più mezzi. Non trasferiamo tutte le risorse al centro, lasciamo le risorse anche agli enti locali e alle regioni. Credo che la cosa più importante oggi sia il federalismo, anche fiscale, lo sblocco del patto di stabilità, il rilancio completo del manufatturiero, il sviluppo continuo del turismo. Le priorità sono: uno, il lavoro, sia ai lavoratori sia al sistema delle imprese, una seria riforma fiscale, una reale e concreta riforma di riorganizzazione degli assetti istituzionali. La quarta priorità è affrontare i principi di come si ritorna a un problema di legalità, che significa lotta all'evasione fiscale, tracciabilità, superamento del conflitto di interessi, ritornare alla penalizzazione del falso in bilancio. Tutti i governi vivono troppo su quelli che sono gli indici di credibilità degli interventi. Ecco, c'è bisogno di una programmazione, di una progettazione a lungo termine. Per il Veneto, per l'agricoltura veneta in questo caso, considerare il settore agricolo un settore strategico e attivo. Abbiamo abbandonato tutto quello che è il settore produttivo. Ci manca il settore produttivo, la considerazione del settore produttivo. Le richieste che noi facciamo alle forze politiche tengono ovviamente conto di questa difficile crisi economica, la riduzione della spesa pubblica, perché non è possibile ridurre la tassazione se non si riduce la spesa pubblica e quindi la spesa corrente. Una spending review che veda l'abolizione di tutte le province, vanno ridotte le comunità montane, si deve cercare di accorpare le funzioni dei piccoli comuni, vanno privatizzate le aziende municipalizzate e vanno eliminati tutti i privilegi di cui gode la classe politica, oltre allo sfoltimento, delle consulenze. È assolutamente necessario dismettere il patrimonio pubblico per ridurre il debito. Poiché tutti dichiarano che bisogna riportare al centro delle attenzioni e delle politiche l'economia reale, i primi provvedimenti è quello di salvare questo patrimonio industriale che ha. Bisogna ridare liquidità alle imprese, ridurre il peso fiscale, ridurre il costo del lavoro. Cosa fare subito? Cosa fare subito? Ridurre le imposte, rivedere subito il patto di stabilità per i pagamenti immediati alle imprese e l'altro elemento è rivedere il quadro istituzionale. E io non vedo, tra l'altro, nessun sforzo da parte di questo sistema a cambiare. Ricreare sviluppo, crescita e lavoro, occupazione, ridurre la pressione fiscale sulle imprese e sul reddito da lavoro dipendente,
e porsi l'obiettivo di una riconciliazione, di un recupero del legame di mandato, cambiando la legge elettorale, riducendo sia il numero dei politici, dei parlamentari, sia togliendo i vitalizi e riducendo le spese per la politica. Insisto, io so che questa non è la soluzione dei problemi del paese del Veneto, ma se non si fa questo non si ripristina il rapporto di credibilità, di fiducia tra cittadino e chi poi deve amministrare e governare. È fondamentale che questo sia un atto immediato e forte.